perché ci sono molte altre terre più belle, la Liguria, la Toscana, tutta la Bassa Italia, però voglio dire, lì quasi, quando vai in quei posti lì, sembra quasi di dar fastidio, capito? Se lo devo pagare, sì, però, capito, non è... In Romagna sono arrivati i clienti, via, si buttava per terra, ci passi sopra che... Gli spunti della comicità di Paolo Cevoli, che sarà a Chiavari per parlare di marketing territoriale romagnolo, ma anche il caffè con gli imprenditori del calibro di Garrone, Gozzi, Messina e Mondini, una tavola rotonda per parlare di finanziamenti alle start-up con gli investitori per arrivare alla fase finale vera e propria. Sono questi gli ingredienti che arricchiranno la tavola della giornata conclusiva di Liguria Crea Impresa, il contest promosso da YLab, che sabato decreterà le 3 idee imprenditoriali che, secondo la giuria che le dovrà individuare tra le 9 rimaste, avranno le carte migliori per diventare realtà e svilupparsi, ciascuna nella categoria di competenza: ambiente, cibo e turismo, economia del mare. Siamo partiti da più di 80 progetti e quindi i numeri hanno confermato anche l'interesse da parte dei ragazzi al contest, così come le passate edizioni. Sono stati selezionati 22 progetti, quindi 50 ragazzi che hanno partecipato per 2 weekend consecutivi alle lezioni in aula qui in YLab. Che consigli dare a chi è arrivato alla fase finale e vede il traguardo a portata? Come fare lo sprint finale per tagliarlo per primo? Molto si giocherà anche sulla presentazione, sulla capacità di impressionare la giuria, che è composta comunque dai nostri sponsor. Ci sono sponsor per le 3 categorie: l'ambiente, il food e il turismo e la Blue Economy, che ascolteranno, oltre alla Camera di Commercio, la Confindustria e l'Università di Genova, che giudicheranno questi progetti. Quindi sarà molto importante, credo, anche per i ragazzi impressionare la giuria con una presentazione, questo pitch di 5 minuti in cui dovranno colpire sia per originalità dell'idea, per bontà del progetto e anche per capacità espositiva.